L'onorevole Rubinato, che aveva fatto di tutto per esserci, si era sentito col consigliere Panfilo Francesco, capogruppo del PD di Este. Vorrei che se vuoi dire qualcosa, Francesco, approfitta, votarci per sempre. Buonasera. Allora, voi lo sapete, io e Male eravamo a scuola all'elementare, no? Mi fanno sempre questi scherzetti. Allora dovete sapere che mi ha telefonato un po' di giorni fa dicendomi: guarda, facciamo una serata, dai, vieni a vedere che così magari ti può interessare. E 2 o 3 sere fa mi arriva un messaggino del sindaco che mi dice: ma scusa, ma sei tra i relatori della serata? Dico: ma guarda, non sono tra i relatori, è possibile, perché Sandrine mi ha detto vieni a vedere, per cui dopodiché mi chiama un consigliere, mi chiama un assessore, mi chiama il vice sindaco e insomma ho detto sono bello di essere tra i relatori. Allora a questo punto, visto che sono tra i relatori, mi vado. Allora, io credo che sicuramente in gioco la carriera politica, essendo qua, no? Non è detto. No, ma sono convinto che bisogna parlare di tutto nella vita, no? Per cui l'ho anche detto al mio sindaco, ho detto noi non dobbiamo avere paura, non è che il Partito Democratico deve vedere questa cosa in una maniera come se fosse Satana, perché è giusto sedersi tutti i tavoli, discutere e portare le proprie ragioni, per cui dico io, magari non potrò firmare la mozione che dovrebbe presentare in Consiglio Comunale questo progetto, però dico io, per quanto riguarda la vita normale, voglio andare a sentire, voglio andare a vedere. Credo che sono stato sempre molto dubbioso, no, sul concetto di separazione, perché penso che si cresce unendosi in genere, no? Per cui quando sento parlare di separazione mi lascia molto perplesso. Però vi confido che, siccome io sono una mente debole, no, non sono tra quelle persone che hanno le certezze nella vita, no? E come dico sempre a Mario, condivido quella frase di Socrate dove dice l'unica certezza è il dubbio, per cui questo fa sì che di fronte a certe cose mi pongo anche con curiosità. E mi rendo conto che l'Italia è in un momento molto critico, molto difficile. Io lavoro in una delle prime 2 banche del paese e voi pensate che questa banca nel 2007 faceva in 6 mesi 4 miliardi di utile, l'anno scorso in 6 mesi ne faceva 1,2, quest'anno nei primi 6 mesi dell'anno ha fatto 400 milioni. Voi capite che c'è una situazione critica, perché se un gruppo bancario leader nazionale passa da 4 miliardi a 400 milioni sta succedendo qualcosa di grave. Questo fatto, unito a quello che io vedo fare dal governo centrale, dove di fronte a una crisi pazzesca non si affrontano le tematiche reali, perché io dico sempre, quando un governo dice ci sono 90.000 auto blu e dice va bene adesso dobbiamo tagliare, e da 90.000 passa a 60.000, dico ma questo è una presa in giro, non è una cosa seria, perché se vuoi tagliare le auto blu passi da 90.000 a 2.000. Quando io vedo un governo che va dai pensionati e gli dice dobbiamo congelarti gli adeguamenti inflattivi, e quindi a gente che magari si sta parlando di 10 euro all'anno perché la situazione è drammatica, per cui tutti dobbiamo fare un piccolo sacrificio, e poi vedo che non si riesce a tagliare le pensioni d'oro di gente che
non ha versato quei contributi per avere quelle pensioni, perché dicono no, è incostituzionale, c'è qualche problema, c'è un governo che non vuole affrontare le questioni. E allora di fronte a questo non posso non cominciare a interrogarmi e dire forse qui bisogna cominciare a fare qualcosa di forte per mandare un segnale. E quindi in un certo senso io vedo questa cosa come uno strumento utile per mandare una comunicazione al centro. Poi io comunque sono di natura un liberale, per cui mai potrei votare contro la possibilità di un cittadino di poter esprimere il suo punto di vista. Finisco con l'ultima considerazione, che è questa. Come dico sempre a Mario, quando lui mi dice no, faremo un grande Stato, questo guarda, dico guarda, quando io cambio paese, se cambio un paese dall'Italia voglio andare in Austria, perché mi piacciono gli austriaci, ci vado, è un paese ordinato, preciso, ci sono le regole, e quindi dico guarda, io mi auguro che il vostro progetto si compia, però dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, perché in questi anni, e io credo che se siamo onesti lo dobbiamo ammettere, non abbiamo sempre visto il Veneto che sogniamo, perché non è che il Veneto è campione di meritocrazia, di regole che funzionano, cioè anche noi abbiamo tanti lati oscuri, gli stessi lati che molte volte vediamo nella parte d'Italia che non ci piace. Quindi, cioè, io se devo pensare a un Veneto Stato, voglio pensare a un Veneto che sia come l'Austria, cioè un Veneto dove ci siano le regole, dove chi non rispetta le regole paga, perché solo in un paese dove ci sono questi meccanismi si va avanti.